Si è svolto in prefettura di Agrigento una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrata con la presenza di un funzionario della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato per la Sicilia occidentale per analizzare le specifiche tecniche dei progetti presentati dai 14 comuni in provincia partecipanti al bando emanato dal Ministero dell'Interno finalizzato all'installazione di impianti di videosorveglianza i cui rappresentanti hanno partecipato all'incontro in videoconferenza. Di tali 13 comuni avevano già sottoscritto i patti per la sicurezza urbana nel 2018, mentre uno lo ha sottoscritto contestualmente alla presentazione del progetto, che sono stati valutati positivamente dal Comitato Provinciale sotto il profilo dell'opportunità di installare impianti di videosorveglianza in considerazione dell'apporto preventivo fornito in relazione al compimento di azioni delittuose sia nell'ottica di un eventuale intervento repressivo. Sotto l'aspetto tecnico i 13 progetti sono stati valutati positivamente con qualche indicazione circa accorgimenti specifici cui attenersi in fase di esecuzione qualora finanziati, mentre per un progetto non è stato possibile effettuare un'analisi tecnica per carenze specifiche di dettaglio. Con le forze di polizia è stata inoltre esaminata l'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nei singoli comuni interessati, considerato un requisito essenziale da trasmettere a corredo dei progetti. Le proposte progettuali, accompagnate da relazioni del prefetto, sono state quindi trasmesse al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ove sarà costituita un'apposita commissione per la valutazione degli stessi e quindi l'attribuzione di posizioni in graduatoria secondo i criteri fissati nel decreto del medesimo Ministero dello scorso 9 ottobre. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha espresso condivisione per le proposte presentate, auspicando che le condizioni avanzate dai comuni per la realizzazione degli impianti abbiano utile riscontro al successivo vaglio ministeriale.